Giornata importante sul fronte dell'economia e delle decisioni per quanto riguarda il futuro delle industrie del Veneto. C'è stato un incontro in regione con i sindacati di categoria e le associazioni dei datori di lavoro. Abbiamo in collegamento Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il grande tema è fermare o meno le industrie. Che cosa avete deciso? Ma abbiamo deciso che il tema più importante è la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza delle famiglie dei nostri lavoratori, e evitare al minimo la propagazione del virus. Alcuni imprenditori, per loro decisione, hanno bisogno, necessità di spegnere le aziende, anche perché alcuni mercati, soprattutto il mercato domestico, è fermo e quindi è giusto che prendano queste decisioni. Altre imprese che sono sui mercati internazionali, che hanno commesse importanti, che lavorano in filiere interconnesse con altre aziende, hanno la necessità, e c'è la necessità prima che per le imprese, per il paese che rimangono attive, certo che bisogna lavorare e lavoreranno quelle imprese che sapranno garantire un livello adeguato di sicurezza per i propri collaboratori. Ecco, si registrano una serie di scioperi di lavoratori, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-grandi. Questo, diciamo, si crea un contrasto difficile da sanare. Come si agisce? Allora, è normale, è abbastanza normale. Tutti ieri e l'altro ieri eravamo molto emozionati. È una decisione alla quale nessuno era preparato, e ci sta che ci sia da parte dei lavoratori, ma l'abbiamo avuto anche noi imprenditori. Stiamo affrontando questi momenti con grandissima tensione. Dobbiamo far capire che se noi vogliamo continuare a lavorare, dobbiamo lavorare in fabbriche che abbiano degli adeguati contesti, che siano usati tutti quei presidi che questa sera in un tavolo Confindustria, sindacati, governo a Roma dovrebbero essere decisi. Quanto resistiamo in queste condizioni? Anche perché le merci ai valichi si sono ferme praticamente. Sì, è tutto un po' bloccato. Poi dipende da impresa a impresa. Ci sono anche imprese che spediscono via nave, le merci via nave si possono spedire, le merci via aereo si possono. È difficile fermare tutto quanto o andare avanti tutti quanti insieme. Bisogna vedere casi per casi. Alcuni imprenditori sono più in difficoltà, è giusto che si fermino, altri invece devono e possono mantenere la produzione. Ripeto, lei ha fatto la giusta domanda: quanto possiamo andare avanti? Non so quando andremo avanti, probabilmente potranno anche essere più di 2 settimane quelle che ci saranno richieste, e quindi non possiamo fermare tutto oggi. Siamo in guerra. Anche nelle guerre le fabbriche continuavano a lavorare, dobbiamo continuare a lavorare. E guardo soprattutto le aziende che esportano e quindi che importano soldi, che noi avremo sempre comunque bisogno di una bilancia di pagamenti attiva, perché dobbiamo comprare il petrolio, dobbiamo comprare le medicine, dobbiamo comprare il cibo, quindi non possiamo pensare di chiuderci a riccio tra di noi.